Benvenute e benvenuti sul podcast One Word Italiano. In Sardegna il carnevale non è coriandoli e risate. In certi paesi dell'interno è qualcosa di molto antico, profondo, misterioso. Chiara lo scopre quando sente parlare di Mamojada, un piccolo paese tra le montagne, famoso per le sue maschere un po' inquietanti e per una danza che sembra arrivare da un altro tempo. Non è un carnevale normale, le dice qualcuno a scuola, è un rituale. Chiara, naturalmente, è subito curiosa. Il viaggio è lungo e quando arrivano il paese è pieno di gente, quasi tutte persone locali, ma non ci sono palloncini o musica allegra. Che strano questo carnevale. C'è un'attesa silenziosa. Le strade strette sono piene di persone che aspettano qualcosa. E poi, all'improvviso, arrivano loro, il gruppo delle maschere. Sono uomini vestiti di nero, con pesanti campanacci sulla schiena. Sul volto portano delle maschere di legno scuro, con espressioni dure, quasi feroci. Fanno paura. Sembrano animali, sembrano pastori, sembrano spiriti. Chiara sente un piccolo brivido di paura. Non ha proprio paura, ma sente che sta guardando qualcosa di molto antico. Le maschere cominciano a muoversi al ritmo di una danza particolare. Un ritmo prima lento, poi veloce, poi di nuovo lento. Camminano lentamente, poi saltano, poi si fermano. I campanacci suonano insieme a loro. Fanno questo ritmo molto particolare, ipnotico. Una persona accanto a Chiara spiega: questa danza serve a risvegliare la terra. È un rito per chiedere alla natura di tornare viva, di portare buoni raccolti. Non è uno spettacolo, è una preghiera fatta alla natura. Chiara osserva tutto, la musica, le maschere, il suono. Sente che sotto quella danza c'è qualcosa di vero. La paura dell'inverno, il desiderio della primavera, la speranza che la terra risponda. Dopo la sfilata le maschere si fermano. Alcuni uomini si tolgono la maschera di legno. Sotto ci sono volti normali, giovani, adulti, molto stanchi perché la danza è stancante con i campanacci. Uno di loro, giovane, si avvicina a Chiara e Naomi perché sono le uniche straniere. In questi paesini tutte le persone si conoscono e capiscono subito chi arriva da fuori. Vi è piaciuto? Chiede questo giovane. Sì, è molto potente, risponde Chiara. Adesso arriva il momento migliore. Venite a bere un bicchiere di vino rosso. Questo è il vino di Mamojada, dice, orgoglioso. Nasce qui in questa terra come le nostre maschere che raccontano la storia della nostra terra, della lotta tra uomo, animali e natura. Chiara beve un sorso di questo vino e pensa che quest'isola ha tanto da raccontare e ogni volta è una scoperta meravigliosa. Oggi Chiara ha imparato nuove parole. Maschera, oggetto che copre il volto. Carnevale, una festa che in Sardegna non è colorata. Terra,
ciò che ti nutre. Primavera, stagione della rinascita. Vino rosso, prodotto dall'uva e dalla bravura dell'uomo. Frasi utili. Che impressione! Ma che significa questo rito? Posso assaggiare il vino? È una tradizione antica. Arriva la sera. Chiara scrive sul suo quaderno rosso: oggi ho visto uomini diventare animali e animali lottare con gli uomini. Poi aggiunge: non immaginavo esistesse nel mondo un carnevale così. Il carnevale dell'interno della Sardegna è qualcosa di unico, non è fatto per divertire, è fatto per ricordare che la terra dorme in inverno e poi si risveglia. Nel prossimo episodio Chiara continuerà il suo viaggio tra tradizioni, stagioni e nuove parti di sé. Nel frattempo anche tu ascolta il ritmo, segui il passo e lascia che qualcosa si muova dentro di te. Un caro saluto e a presto da Carla.